Gioacchino Genchi, nato a Castelbuono il 22 agosto 1960. Dottor Genchi, consente di essere ripreso le telecamere che sono in aula? Sì. D'accordo. E allora, il Ministero può iniziare. Dottore Genchi, se può indicarci in primo luogo in relazione a quale vicende, a quale inchieste che riguardano Dell'Utri Marcello, lei è stato nominato consulente dalla Procura della Repubblica di Palermo. Io avrei necessità col consenso del Tribunale, considerato che si tratta di articolate consulenze tecniche, diciamo, di natura informatica, di consultare gli atti. Va bene, senz'altro. Distrettuale antimafia di Palermo, in procedimenti nei quali risultava indagato Marcello Dell'Utri, odierno imputato, e in procedimenti collegati riguardanti altre vicende nelle quali comunque risultavano coinvolti soggetti o che avevano preso dichiarazioni o che riguardavano fatti attinenti con vicende concluite poi nell'ambito del procedimento di Le attività di consulenza hanno riguardato, per quanto riguarda Dell'Utri Marcello, una ricognizione di conti bancari e carte di credito intestate allo stesso e intestate a un nucleo di soggetti appartenenti al bacino parentale più diretto, dello stesso Marcello Dell'Utri, e delle compagini societarie delle quali lo stesso Dell'Utri aveva fatto parte. Il monitoraggio delle carte di credito, per quanto riguardava alcuni aspetti relativi alla rilevazione di fatti che potevano avere incidenza con le indagini in corso, è stata incrociata con l'elaborazione dei dati di traffico, nel senso che dalla acquisizione delle carte di credito sono stati rilevati gli spostamenti, i percorsi aerei, gli alberghi utilizzati dal soggetto e le transazioni eseguite presso locali e attività commerciali convenzionate con le carte di credito, che sono stati utili per dimostrare la presenza dell'odierno imputato in determinati luoghi e quindi l'utilizzazione di determinate utenze telefoniche e radiomobili che da quei luoghi hanno eseguito delle conversazioni telefoniche rilevanti ai fini dell'indagine. Questo va detto perché introduco l'argomento che riguarda appunto l'attività di indagine relativa all'elaborazione dei dati di traffico. Si è presentato oltremodo complessa l'individuazione delle utenze telefoniche nel tempo utilizzate da Marcello Dell'Utri, avendo lo stesso la disponibilità, come più avanti si vedrà nel corso della trattazione specifica dell'argomento, la disponibilità di numerose utenze di telefonia di base, numerose utenze cellulari, numerose utenze autoveicolari installate direttamente sulle autovetture di servizio nel tempo utilizzate e diversi interni della selezione passante del centralino Fininvest di Milano, di volta in volta utilizzate e installate presso varie abitazioni, residenze primarie e secondarie utilizzate dallo stesso Dell'Utri, uffici, segretari e così via. In questo senso, quindi, al fine di realizzare, diciamo, un criterio oggettivo e individualizzante delle utenze nel tempo utilizzate dal Dell'Utri in relazione ai contatti rilevati, sono state eseguite delle triangolazioni che hanno utilizzato, fra gli atti acquisiti al procedimento, in primo luogo le annotazioni cartacee rilevate dalle rubriche telefoniche sequestrate all'indagato Dell'Utri, che sono state incrociate con i dati di traffico, come risultano dalle digitalizzazioni eseguite dalla consulenza, e sono state prese a riferimento altre utenze appartenenti al bacino parentale più diretto dello stesso imputato, quali l'abitazione della madre, utenze di prossimi congiunti, la propria abitazione, l'utenza della moglie, al fine appunto di dimostrare e convalidare l'utilizzazione nel tempo di determinate utenze, in particolare di utenze che non erano intestate allo stesso Dell'Utri, erano intestate a soggetti assolutamente estranei e anonimi alla stessa compagine societaria, e sono quelle utenze nelle quali peraltro si rilevano i contatti più sensibili e particolari ai fini delle indagini, come abbiamo visto ad esempio nella ricostruzione della vicenda
che riguarda l'ipotesi diciamo, di istigazione alla calunnia di Cirfeta Cosimo e la vicenda Chiofa, di cui poi si tratterà ovviamente secondo le domande che il pubblico ministero sull'argomento mi vorrà fare. Sì, dottore Genchi, una cosa vorrei dirle. Noi in questa sede, e questo è l'articolato, dobbiamo riferire, dobbiamo parlare in particolare appunto della vicenda Cirfeta di cui lei ha parlato adesso e poi della vicenda La Piana, chiamiamola così, di Grusa La Piana, su cui pure lei ha fatto una consulenza per la Procura di Palermo, e poi anche della vicenda, chiamiamola anche questa così, Garraffa, sulla quale pure lei ha fatto una consulenza ha svolto una consulenza per la Procura di Palermo. Io volevo cominciare dalla vicenda di Grusa La Piana, diciamo così, quindi dalle dichiarazioni che La Piana Vincenzo ha reso a questo ufficio e sulla base delle acquisizioni che lei ha effettuato verificare se vi sono, chiaramente questo è il fine della Procura, se vi sono delle conferme alle dichiarazioni rese dalla Piana. Prima di tutto, per quanto riguarda l'individuazione dei telefonini, dei telefoni utilizzati dalla Piana, oltre alle sue dichiarazioni che abbiamo già acquisito in questo dibattimento, io volevo sapere che cosa risulta in relazione ad alcuni colloqui che già sono stati riferiti in questo dibattimento, colloqui in carcere con Alberti Gerlando Senior e Alberti Gerlando Junior, cioè se risultano spostamenti di cellulari da noi analizzati in relazione a queste utenze appunto da noi acquisite, in relazione in particolare al colloquio del 20 gennaio 95 con Alberti Gerlando Senior, se lei ha riscontrato spostamenti di cellulari da noi analizzati presso Parma, quindi le celle di Parma nella fattispecie dove cito il carcere dove si trovava Alberti Gerlando Senior. Sì. Le utenze cellulari che sono state considerate, partendo dalle utenze dell'abitazione di La Piana, e quindi l'utenza fissa installata presso l'abitazione di La Piana, e le utenze intestate alla madre, alla moglie o madre di La Piana, che in Italia si dovrebbe chiamare Alberti, adesso sarò più preciso, Alberti Maria, nata a Palermo 24 giugno 1940, via Eugenio Lemiro 18. Sono state individuate altre utenze nel tempo utilizzate occasionalmente dalla Piana. Mi riferisco in particolar modo al cellulare 0336 61 26 14 intestato a D'Amico Saverio. Come è stato rilevato dal traffico telefonico di questo cellulare, in data 20 gennaio 1995, data del colloquio con Alberti Gerlando Senior e con Alberti Gerlando Junior presso il carcere di Parma, da parte della Piana, eventi investigativi che noi abbiamo incrociato dal punto di vista informatico proprio per rilevare questa corrispondenza di date. Questo cellulare per l'appunto risulta essersi spostato alla Sicilia in direzione di Parma e da Parma ha eseguito le conversazioni che adesso preciso se è necessario. Per essere diciamo giustificato anche per il tempo che sarà necessario per eseguire diciamo le varie query e rilevare diciamo i dati che formano oggetto delle domande del pubblico ministero, si tratta di un'attività di indagine che riguarda diverse centinaia di migliaia di conversazioni telefoniche, quindi la risposta alle singole domande secondo l'esigenza del dibattimento richiede appunto una attesa di pochi secondi appunto per eseguire l'interrogazione. Allora, la data che stavamo considerando per l'appunto è il 20 gennaio
del 1995, e noi vediamo che il 18 gennaio del 1995 il cellulare di D'Amico Saverio opera da Pattico, quindi verosimilmente nei pressi, diciamo, dell'aeroporto di Palermo. Il 19 gennaio alle 16:22 opera da Milano, via Brenta, continua a operare il 19 da Milano, il giorno 20 alle ore 9:38 si trova a Parma, alle 9:52 si trova a Parma, il 21 alle ore 2:26 ha fatto rientro a Palermo ed opera nei pressi di via del Guardione. Questo per quanto riguarda il colloquio del giorno 20. Quindi giorno 20 esatto, negli orari, diciamo, che sono compatibili con l'orario del colloquio, che sono le 8:38 e le 9:52, il cellulare si è spostato da Parma in Sicilia. V'è da dire che il passaggio dalla Sicilia a Parma è preceduto da una sosta a Milano, posto che gli spostamenti della Piana a Milano hanno una elevata rilevanza investigativa per quelle che sono state le ricostruzioni delle vicende oggetto dell'indagine eseguita dal consulente. Sì, e se può riferirci relativamente a questo cellulare di cui ha parlato, quali sono le altre evenienze in cui c'è questa corrispondenza tra lo spostamento su Parma e del colloquio che risulta agli atti? Sì, le evenienze che riguardano questo cellulare vanno attentamente, diciamo, precisate, in quanto hanno formato oggetto di uno specifico quesito che il pubblico ministero mi ha rivolto in relazione alle risultanze che autonomamente aveva acquisito da altra fonte diversa dalla consulenza tecnica. L'utenza di D'Amico Saverio è uno 0336 61 26 14, intestata ad D'Amico Saverio via Fondo Cannizzo 15 Palermo, attivata il 23 settembre del 1994 come utenza commerciale, quindi business, quindi attinente a un'attività verosimilmente di impresa dello stesso D'Amico Saverio. L'11 giugno del 1996 è stata cessata questa utenza telefonica e con lo stesso apparato, quindi con lo stesso terminale telefonico fisico, è stata attivata l'utenza 0360 66 70 10, sempre intestata ad D'Amico Saverio con profilo cosiddetto family. Si trattava di una fascia, diciamo, di una tipologia di contratto vigente all'epoca che dava condizioni, diciamo, più vantaggiose per alcune fasce di chiamate, ma che non consentiva la detraibilità, quindi ai fini delle imposte sul reddito delle attività societarie o delle imprese, di chi utilizzasse questa determinata utenza. Infatti la categoria era appunto business e family, per distinguere, e la stessa distinzione veniva anche operata col cambio di numero telefonico che era necessario per poter aderire a una fascia commerciale piuttosto che a un'altra. Questa circostanza del cambio numero e della utilizzazione e inizializzazione del nuovo numero in data 11 giugno 1996 sullo stesso terminale fisico ha formato oggetto di specifico accertamento. Lo stesso cellulare, in data 8 marzo 1995, quindi ci spostiamo dal 19 gennaio all'8 marzo del 1995, in coincidenza con il colloquio a Parma di La Piana con il detenuto Alberti Gerlando Senior, non c'è stato colloquio con Alberti Gerlando Junior in data 8 marzo 1995, opera da Parma. In questo caso la partenza da Palermo è avvenuta il 7 marzo, le ultime chiamate sono alle 17:12, c'è una chiamata successiva alle 17:55 nei pressi di Castelnuovo Bologna, quindi verosimilmente è stato utilizzato il percorso aereo Palermo-Bologna. Il 7 marzo alle 21:46 il cellulare è già giunto a Parma ed opera in via Verona, diciamo, siamo nel centro di via Verona, e fa diverse chiamate la sera del 7, la mattina alle 7:30 del giorno 8, la mattina alle 9:07 da Parma, e alle 10:44 si è già spostato a Reggio Emilia dell'8 marzo
e alle 10:57 dell'8 marzo 95 il cellulare viene chiamato da Alberti Maria, che si trova a Palermo, quindi anche lì siamo in utenza del bacino strettamente personale della Piana, e fa rientro in Sicilia sicuramente l'8 marzo alle 22:40, allorché il cellulare opera nei pressi di Enna, quindi verosimilmente si sarà trattato di un rientro via terra o di un successivo spostamento a Enna una volta rientrati a Palermo. Il colloquio successivo è del 22 febbraio 1995 ed è un colloquio che riguarda questa volta Alberti Gerlando Junior con la Piana. 22 febbraio del 1995 rileviamo la stessa modale di traffico e vediamo che il cellulare di D'Amico Saverio raggiunge Parma sicuramente alle 8:26 del 22 febbraio, da dove chiama, fa un'ulteriore chiamata alle 8:33, il 22 febbraio 95 alle 12:47 il cellulare già opera nei pressi di Milano, via Monteceneri. Continua a operare a Milano alle 16:21, chiama un albergo di Milano, l'albergo Kent Hotel di via Corridoni, opera alle 18:37 ancora su Milano, alle 22:03 ancora su Milano. Il 23 marzo il cellulare opera a Cologno Monzese, nei pressi di via Europa, poi opera alle 10:38 nei pressi di Cassina dei Pecchi, siamo in zone diciamo della periferia, dovrebbe essere zona dei Navigli se non sbaglio, opera, no, non è la zona dei Navigli, Cassina dei Pecchi, opera in via Brenta alle 13:06, si intrattiene a Milano tutto il 23 facendo una serie di chiamate e il 24 febbraio è di nuovo a Parma. Infatti il 24 febbraio del 1995 risulta un colloquio di La Piana con Alberti Gerlando Junior, registrato dal carcere diciamo, di Parma, dalla struttura detentiva di Parma. Il 24 febbraio del 95, altro particolare, anche il cellulare di Alberti Maria 0360 86 71 72 opererà da Parma e risulta impegnare le stazioni di radiobase per eseguire delle chiamate che sono inequivocabilmente dirette al bacino parentale delle utenze telefoniche contattate centinaia e centinaia di volte dalla Piana con le diverse utenze che con i criteri che ho dianzi esplicitato risultano individuati. L'8 marzo 95 l'abbiamo detto, passiamo al 17 marzo del 1995. Il 17 marzo del 1995 abbiamo uno spostamento via terra del cellulare di Alberti Maria, tanto che il cellulare di Alberti alle 15:56 si trova a Capua. Il 17 marzo aveva telefonato da Parma con il numero 0360 86 71 72. Il 17 marzo c'è il colloquio con entrambi gli Alberti Gerlando Junior e Senior da parte di La Piana presso il carcere di Parma. E passiamo al 28 aprile 1995, data nella quale noi rileviamo uno spostamento a Parma del cellulare di Alberti Maria 0360 86 70 03 e in questa occasione c'è un colloquio di La Piana con Alberti Gerlando Junior e Senior. Il 26 maggio del 1995, data nella quale ricorre il doppio colloquio di La Piana con Alberti Gerlando Junior e Senior, 26 maggio 1995, rileviamo un ulteriore spostamento dell'utenza cellulare del D'Amico dalla Sicilia a Parma. In particolare alle ore 23:09 del 25 maggio 95 il cellulare del D'Amico si trova a Cinisi, alle 23:11 a Palermo, alle 9:24
del 26 maggio si trova a Forano, Corso Garibaldi, Roma, quindi sta passando il Lazio. Alle ore 10:24 è già nei pressi della Toscana, Chianciano, Poggiardelli, Siena, e alle 13:19 opera da Parma, stazione radiobase dalla quale D'Amico Saverio chiama la sua abitazione di Palermo conversando per 117 secondi, quindi perfettamente compatibile con il colloquio in carcere con gli entrambi gli Alberti da parte di Lapiana. Il 26 maggio alle ore 16:27 di pomeriggio il cellulare da Parma risulta essersi spostato a Palermo, dove segue una conversazione, quindi sicuramente il viaggio di ritorno è avvenuto in aereo. No, devo rettificare, il cellulare che chiama da Palermo è il cellulare di Alberti Maria, che chiama il cellulare di D'Amico Saverio il 26 maggio alle ore 16:27, quindi rettifico quanto detto poc'anzi per la verbalizzazione, in quanto il cellulare del D'Amico Saverio dopo il 26 maggio, quindi in data 26 maggio, si sposta a Milano, quindi c'è uno spostamento a Sant'Angelo Lodigiano, Milano, in via Peschierone numero 23 è installata la stazione radiobase. Il 27 maggio è ancora a Parma, adesso vediamo quando fa rientro a Palermo. Intanto intrattiene contatti col cellulare di Alberti Maria da Palermo. Il 29 maggio il cellulare di D'Amico Saverio è sicuramente rientrato in Sicilia, in quanto opera dalla zona di Polizzi Generosa, quindi verosimilmente anche in questo caso è stata percorsa la bretella autostradale Catania-Palermo. Quindi abbiamo anche trattato il 27 maggio e dal 27 maggio passiamo al 28 giugno 1995, data nella quale si rilevano due colloqui con Alberti Gerlando Senior e Alberto Gerlando Junior da parte di Lapiana, quindi 28 giugno 1995. Il 28 giugno del 1995 risulta la presenza a Parma, sempre via Verona 21, della zona che avevamo già individuato, del cellulare di D'Amico Saverio, 0336 61 26 14, che risulta anche in questo caso arrivare a Parma da Milano, posto che il 27 giugno risulta a Milano in via Giovanni XXIII, a Milano in via Compagnoni 64 alle ore 19:20, a Pozzuolo Matersana Milano il 27 giugno 95 alle ore 18:35, alle 18:34 in Cassina dei Pecchi, antica strada Castanese, a Milano in via Washington alle ore 14:55, risultando quindi partito da Palermo successivamente alle ore 22:16 del 26 giugno 95 e quindi arrivato a Milano sicuramente prima delle 14:55 del 27 giugno 95. Quindi, in buona sostanza, il cellulare del D'Amico in occasione del colloquio della Piana con Alberti Gerlando Junior e Senior del 28 giugno 1995 si è spostato da Palermo su Milano, si è fermato a Milano dal 27 al 28 giugno del 1995, il 28 giugno ha raggiunto Parma, da dove si è spostato in direzione Milano dopo il colloquio in carcere, facendo rientro a Palermo via terra, posto che il 28 giugno alle 18:24 si trova nei pressi di Viterbo, zona Poggio Libbio, facendo quindi rientro a Palermo alle 22:07 nei pressi di Alatri, Monte Fiumone, provincia di Frosinone. Raggiunge Palermo sicuramente alle ore 18 del 29 giugno 95, operando dalla zona Nuffo di Calabria come stazione radiobase illuminata da Baida. Dottore Cozzo, scusi, se non vi sono altre esigenze da parte del pubblico ministero, se c'è consenso delle altre parti,
Possiamo acquisire la relazione del dottor Sì, Igenti? Presidente, Se non però sono altre abbiamo esigenze particolari. Abbiamo interesse Prego? abbiamo interesse di esporre tutte queste circostanze al Tribunale. Ed allora a questo punto non l'avevo fatto prima, gradiremmo anche sapere la conducenza di questo tema. Comprendiamo genericamente che si tratti di presunti riscontri e spostamenti della piana, ma non vedo che cosa possano centrare con questa vicenda che è a carico del dottor Dell'Utri, atteso che dovrebbero essere riscontri più diretti e pertinenti. Non penso che qualunque movimento del signor La Piana, fermo restando che per altri temi di indagine esistono riscontri in negativo più evidenti, possiamo noi preoccuparci di andare a controllare qualunque singolo passo che abbia compiuto il collaborante. Infatti, avevo già Potrebbe chiesto essere al anche Commissario negativo il riscontro. se avesse esigenze particolari, oltre quella di poter far parlare il consulente su questo punto, sulla tua relazione. La Piana ha reso Credo che una sia serie sulla- di dichiarazioni sì. che mi sembra giusto, Quindi sulla come attendibilità insisto della sempre alla Piana. difesa, che vengano attentamente vagliati tutti i loro elementi, anche quelli che possono sembrare meno importanti, ma non lo sono, perché La Piana ha riferito qua che quando andava dal parente, diciamo, acquisito da Alberti Gerlando Senior e anche Alberti Gerlando Junior, poi in certi casi si recava a Milano e aveva incontri con. Quindi io non penso che la difesa possa preventivamente dire se queste cose sono conducenti o non conducenti. Aveva incontri non Sarà una questione di fatto, poi a seconda di quello che dirà il non con il Consiglio. dottor Dell'Utri. Come? Ma hai parlato di incontri con il dottor Dell'Utri in La Piana? Come no? E l'abbiamo parlato di 3 incontri. Sì, ma non per con riferire sul quel che dicevano gli Alberti. Come no? Io ricordo di sì, Presidente. Comunque dico, sarà poi una questione che alla fine del dibattimento lo vedremo. Ho già chiesto al Commissario se deposto al consulente possa soddisfare le tue esigenze. Presidente, io penso che sia importante anche per il pubblico ministero, poi alla fine del dibattimento, che queste circostanze vengano in qualche modo fissate. Io vedo che il consulente sta andando anche abbastanza velocemente su queste cose, quindi non è che stiamo facendo Quello che dice un'analisi il molto consulente approfondita. non è stato già tradotto nella tua relazione? Sì, Presidente, ma una cosa è la relazione in qualche Sì. modo spiegata, una cosa è la relazione nuda e cruda, che praticamente sono una serie di dati, assolutamente potrebbero risultare, Vabbè. a me risultano incomprensibili. D'accordo, può proseguire. Perfetto. Raccolgo comunque l'invito del Tribunale e puntualizzo solo una circostanza, che gli spostamenti via terra sono spesso, quasi tutti, preceduti e seguiti da spostamenti su Milano in occasione delle trasferte su Parma. Quindi non darò il dettaglio quindi, dei movimenti e delle stazioni radiobase impegnate come rilevabili Presidente, lei risponderà alle domande del pubblico dalla ministero. stazione radiobase, e dirò che il 28 luglio 95, in occasione del colloquio di La Piana con Alberti Gerlando Senior, risulta rilevata la presenza a Parma del cellulare di Alberti Maria 0360 86 71 72. Il 30 agosto, in occasione 95, in occasione del colloquio con Alberti Gerlando Junior, risulta rilevata la presenza a Parma del cellulare di D'Amico Saverio. Il 30 settembre 95, in occasione del colloquio della Piana con Alberti Gerlando Senior e con Alberti Gerlando Junior, risulta rilevata la presenza a Parma del cellulare 0360 86 70 03 di Alberti Maria. Il 18 ottobre del 95, in occasione del colloquio di La Piana con Alberti Gerlando Senior e con Alberti Gerlando Junior, risulta rilevata a Parma la presenza del cellulare di D'Amico Saverio, con i soliti spostamenti di cui accennavo prima. La stessa cosa il 15 marzo del 96 e la stessa cosa il 17 maggio del 1996. Ulteriore e definitiva precisazione che tutti i colloqui che mi sono stati consegnati dal pubblico ministero con la nota della polizia giudiziaria che li aveva accertati presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stati integralmente riscontrati con movimentazioni delle utenze cellulari in uso alla Piana in corrispondenza dello spostamento su Parma e del precedente o successivo spostamento su Milano. Un'altra cosa le volevo dire, sono state acquisite anche alcune utenze relative al cellulare della società Polisystem riconducibile a Curro Antonino e Sartori Natale, come risultato anche da altre testimonianze che abbiamo già assunto in questo dibattimento. Sì, Io volevo sapere se questo cellulare ed altri cellulari hanno avuto contatti con utenze in qualche modo riconducibili all'imputato Dell'Utri Marcello. sì.
Polisystem. C'è da dire in primo luogo che delle utenze del Sartori Natale e delle società in vario modo riconducibili al Sartori Natale, secondo l'accertamento che il consulente ha fatto sulla base delle intestazioni delle utenze telefoniche, della partita IVA con cui le stesse utenze telefoniche risultavano attivate, dei codici fiscali per le utenze telefoniche attivate nominalmente e delle cariche sociali ricoperte da alcuni soggetti in seno alle medesime società. Mi riferisco in particolar modo a Porto Giuseppe. Risultavano riportate nelle agende oggetto di sequestro all'imputato Dell'Utri Marcello, con l'annotazione Sartori e con l'annotazione di una società Cosera. Tra le utenze più importanti che abbiamo esaminato e analizzato al fine di rilevare i riscontri di cui accennava il pubblico ministero della domanda, vi è lo 0337 32 47 16 intestato alla Polisystem, società cooperativa a responsabilità limitata di via Brembo 27 Milano, subentrata in data 14 ottobre 96 alla Meridiana, società cooperativa a responsabilità limitata, e il 28 ottobre 98 alla Cisa, società cooperativa a responsabilità limitata. Sono varie partite IVA, di cui alcune rilasciate a Milano, alcune partite IVA rilasciate a Pavia. Quindi questo cellulare ha seguito la evoluzione delle compagini societarie, rimanendo pressoché sempre in uso al medesimo soggetto, che è Sartori Natale e Currò Antonino. Questo cellulare risulta attivato il 18 maggio del 92. Noi abbiamo rilevato la intestazione sempre alla stessa compagine sociale fino al 28 gennaio del 99, quando finisce la nostra acquisizione dei dati di traffico. Questo cellulare presenta alcuni elementi assai interessanti per l'indagine, in quanto rappresenta il trade union dei contatti circolari con tutto il bacino dei soggetti della Lombardia, di Milano in particolar modo, e della Sicilia orientale e della Sicilia occidentale, che hanno formato oggetto di numerosissime indagini per associazione delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'utenza cellulare del Sartori, quindi intestata a Polisystem, ha dei contatti diretti con l'onorevole Dell'Utri, risultando in particolar modo una chiamata in data 9 giugno del 1994 all'utenza 02 26 41 03 27 intestata a Ratti Miranda, via Residenza Sagittario, Milano. Accennerò adesso brevemente la storia, diciamo, di quest'utenza. 02 26 41 03 23. L'utenza installata in via Residenza Sagittario Milano 2 Segrate è un'utenza che è stata cessata nel 1997, quindi è stata dismessa subito dopo, diciamo, il contatto telefonico rilevato, quindi non è più attiva, e quest'utenza telefonica presenta, rispetto alle acquisizioni complessive eseguite dal consulente nel corso, diciamo, delle varie attività di elaborazione e acquisizione dei dati di traffico, significativi elementi per dimostrare che si tratti dell'utenza dell'onorevole Dell'Utri, in quanto risulta chiamata da numerosissime utenze cellulari. A questo punto c'è una specifica opposizione. Un'opposizione alla risposta? No, la risposta è una questione Non c'era processuale questa possibilità. che si pone solamente adesso perché si sta cominciando a parlare di tabulati di utenze riferite alla decisione del dottor Dell'Utri. Fermo restando che articoleremo anche alla prossima udienza l'eccezione sul punto, visto che fin da adesso anticipiamo una riserva all'utilizzazione, dell'intera consulenza del dottor Genti, riteniamo che tutto quanto ciò appartenga alla verifica
traffico telefonico sull'utente riferibile alla persona del dottor Marcello Dell'Utri non possa essere utilizzato in questo procedimento, posto che vige il divieto di cui l'articolo 68 della Costituzione, atteso che si tratta di traffico telefonico eseguito e acquisito quando già il dottor Marcello Dell'Utri era stato eletto deputato alla Camera dei Deputati. Potrebbe ripetere, avvocato Dobbiamo ripetere. Trantino, perché non si è Non c'è alcuna verificato. difficoltà, ci mancherebbe. Quindi chiediamo che il dottore Genchi nella sua relazione odierna non si riferisca a tutto quanto ciò appartenga alle acquisizioni compiute sulle utenze riferibili alla persona del dottor Marcello Dell'Utri, in quanto queste acquisizioni sarebbero viziate dal divieto di cui è l'articolo 68 della Costituzione, che vorrebbe un previo controllo da parte della Camera e un previo rilascio di autorizzazione a procedere laddove si tratti di intercettazioni riferibili a un parlamentare. Atteso che queste intercettazioni di cui sta parlando il dottor Genchi sono proprio intercettazioni riferibili a un tempo in cui già il dottor Marcello Dell'Utri era stato eletto alla Camera dei Deputati, riteniamo viglia il divieto che ho poc'anzi indicato, e fermo restando quindi questa riserva adesso a che il dottor Genchi se ne occupi in questa fase, poi articoleremo alla successiva udienza in maniera più dettagliata e diffusa la medesima eccezione relativamente all'acquisizione dell'intera consulenza laddove è riferibile alle utenze del dottor Dell'Utri. Quindi in questa fase noi chiediamo che comunque il dottor Genchi non si occupi di tutto quanto il traffico telefonico, egli abbia, non acquisito perché non mi pare che sia stato il dottor Genchi ad acquisirlo, ma che abbia potuto verificare, seppur informaticamente, laddove è riferibile alle utenze del dottor Marcello Dell'Utri. Presidente, dico una precisazione semplicemente, non è una replica, nel senso che non stiamo parlando allo Stato, devo dire, di periodo successivo al periodo in cui l'onorevole Dell'Utri è diventato membro del Parlamento. Stiamo parlando di periodo precedente, perché è nel 96 che l'onorevole Dell'Utri appunto entra in Parlamento, quindi stiamo parlando del 94, quindi non vedo, anche sulla base della letteralità, diciamo, dell'eccezione dell'avvocato, non vedo quale sia il problema. Poi dobbiamo entrare nel merito, ma penso entriamo nel merito, poi eventualmente se si pone il problema per il periodo successivo al maggio del 96, che è la data in cui l'onorevole Dell'Utri diventa parlamentare della Repubblica. Va bene. Se le parti intendono vogliono documentare quando è che il dottore Dell'Utri è diventato parlamentare, che è diventato nel maggio del 96. Non è stato, sì, è stato nel maggio del 96. Non è a corrente. Quindi è stato nel maggio 96, quindi ovviamente le nostre eccezioni valgono effettivamente dal maggio 96. Allora, chiaro tra le parti? Ok, va bene. Allora, prego, può continuare, dottore G. Ovviamente quella che io ho eseguito è un'attività di acquisizione dati di traffico, non di intercettazione telefonica, Sì, quindi capito. per precisione, e di elaborazione di questi dati sulla base anche delle risultanze oggettive agli atti del procedimento rilevabili in via informatica, quali appunto le agende di cui avevo parlato. Le acquisizioni sono state da me eseguite in parte acquisite e eseguite dalla direzione investigativa antimafia, e quindi ho utilizzato come tali acquisizioni precedenti già eseguite dal pubblico ministero anche in epoca precedente al 1996, risultante da altri procedimenti, da altre indagini, anche di altre procure della Repubblica, quali Torino. Tornando quindi ai contatti del Sartori con le utenze riferibili al Dell'Utri, un primo contatto è del 9 giugno del 1994 ed è diretto allo 02 21 02 35 90, che è la selezione passante del centralino Fininvest di Milano, Segrate, ed è un'utenza esclusivamente nella disponibilità dell'onorevole Dell'Utri. Rileviamo questo dato in particolare dalla modale dei contatti telefonici che su questa utenza vengono rilevati, cioè le chiamate in entrata delle utenze cellulari nel tempo utilizzate dal Dell'Utri e degli altri soggetti del bacino strettamente familiare del Dell'Utri che con Dell'Utri hanno avuto contatti, e dispenso diciamo dal citarli tutti perché si tratta di diverse migliaia di chiamate. Rileviamo la coincidenza degli spostamenti di Dell'Utri come rilevata da altri dati oggettivi acquisiti all'indagine informatica da me eseguita, con l'utilizzazione delle stesse utenze cellulari che hanno chiamato questo numero
e rileviamo l'utilizzazione da parte di Dell'Utri della utenza dalle annotazioni ricavate dall'agenda sequestrata a Berruti Massimo, l'agenda del 1994, quindi dello stesso anno a cui si riferisce il colloquio col Sartori, dove appunto è riportata accanto al numero telefonico l'annotazione Marcello Dell'Utri, tra parentesi, residenza Sagittario. Residenza Sagittario. Quindi il Sartori Natale chiama Dell'Utri il 9 giugno del 1994, affronteremo meglio l'argomento Sartori Natali e Polisystem in prospettiva in relazione a un evento che si verifica qualche settimana prima del giugno del 1994, che è topico, diciamo, nella lettura e nell'inquadrare le vicende che seguono, diciamo, la parte dell'indagine informatica da me eseguita, che è la cattura di Mangano Vittorio. Chiama da Milano alle ore 15:15. Ulteriore chiamata esegue alle ore 20:16 da Paullo, zona Paullo, via Salvo d'Acquisto, siamo, diciamo, periferia di Milano, quindi io non conosco molto bene quella città, ma è possibile stabilire, diciamo, una localizzazione approssimativa ma molto precisa, diciamo, del luogo dove il cellulare dove il cellulare di Sartori chiama alle ore 20:16, conversando per 295 secondi. Chiamate successive sono il 29 luglio, il 27 settembre, il 28 settembre, il 28 settembre, il 30 settembre, il 30 settembre, il 23 maggio 96, 23 maggio 96, 27 maggio, le successive. Ah, fino al 23 maggio. No, purtroppo io il problema non me lo sono posto, avvocato, quindi... Luglio, quando diceva luglio lei parlava del 95? Sì, parlavo giugno 94 e a seguire. Ah, e quindi se può ridirle... Sì, fino al 30 maggio 96. Dovrebbe specificare l'anno, mi scusi. Allora, 9 giugno 1994, 9 giugno 94, 29 luglio 94, 29 luglio 94, 29 luglio 94, 28 settembre 94, 28 settembre 94, 30 settembre 94, 30 settembre 94, 23 maggio 96, 23 maggio 96, 23 maggio 96, 27 maggio 96, 29 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 maggio 96, 30 maggio 96, 30 maggio 96. Perfetto. Un'altra cosa le volevo chiedere. Lei ha parlato poco fa, ha detto che questo numero risulta in contatto con una serie di utenze interessate a indagini sul traffico di stupefacenti. Se può specificare in particolare quali siano queste utenze e se vi sono contatti anche con le utenze di Mangano Vittorio, di Grusa Enrico e di altri soggetti, diciamo, di interesse. Sì, ne sintetizzerò solo alcune, poi ovviamente saranno estrapolate tutte quelle che potranno servire dall'elaborato, che è molto articolato. Viene contattata l'utenza di casa di Mangano Vittorio, lo 091 40 e viene contattata dal novembre del 93 al dicembre del 94. Viene contattato il cellulare di Mangano Vittorio, 0360 29 11 59, anche questo oggetto di sviluppo da parte del consulente, dal 30 settembre 94 al 27 novembre del 1995, quindi periodo contestuale, diciamo, ai contatti con le utenze di Dell'Utri. Vengono contattate diverse utenze di Grusa Giuseppe e di Grusa Enrico e di Cangemi Giuseppa, quindi pertinente sempre con Di Grusa, l'utenza della CISA SRL, l'utenza della CFP, utenza della Polisystem, utenza della Mistral, utenze di tutte le società di porto, saranno una ventina di società, ci saranno circa un centinaio di utenze di questi soggetti che operano su Milano e che hanno formato oggetto di indagini per traffico di stupefacenti con un procedimento recentemente conclusosi in primo grado a Milano. In particolare, con la condanna. Sì, prego, dottor Genchi, continui. Non risponda qualche richiesta delle parti. Il dato... Se è un dato di fatto poi si può produrre. Il dato hanno formato oggetto di indagini, quindi... Tra l'altro la consulenza da me fatta si è svolta precedentemente al Dibattimento di Milano, quindi abbiamo fornito anche dei dati che sono stati utilizzati in quel dibattimento.
Il dato che si rileva in relazione proprio alla vicenda Mangano, che più si avvicina al contesto palermitano e nello stesso tempo coinvolge quindi l'ambito e il bacino dei contatti telefonici con Dell'Utri di cui accennavo all'inizio, riguarda 2 spostamenti in Sicilia, tra gli altri rilevati, ma 2 sono i più importanti, del Sartori il 6 aprile del 1995 in particolare. Mangano viene arrestato la sera del 3 aprile del 1995. Il cellulare 0337 32 47 16 della Polisystem il giorno 6 si sposta repentinamente a Palermo, con arrivo in aeroporto alle ore 12:57 circa, lo vediamo dalla stazione radiobase che impegna e dalla stazione radiobase che aveva impegnato poco prima di partire, e riparte alle ore 17:23. Quindi si ferma a Palermo poche ore e raggiunge il centro della città. Il primo contatto che esegue quindi su Palermo, quello delle 13:47 del 6 aprile, non appena giunto a Palermo, riguarda l'utenza 0360 866 849, che è intestata a tale Profeta Giuseppe, nato a Palermo il 20 marzo 56, via Barone della Scala 23, Palermo. Quest'utenza è cessata per morosità, quindi non hanno più pagato il canone, noi abbiamo accertato che è stata cessata per morosità. Quest'utenza telefonica presenta delle connaturazioni tali di traffico da ritenerne assai verosimile l'utilizzazione da parte di Di Grusa Enrico. Perché? Perché risulta in contatto con un cellulare di Bruno Antonino, sicuramente utilizzato da Di Grusa Enrico, risulta in contatto con Buscapusca Salvatore, con Di Grusa Giuseppe, ha numerosi contatti con il cellulare di Mangano Vittorio, con l'abitazione di Mangano Vittorio e con altre utenze che sono sempre di pertinenza dello stesso bacino di rapporti. Non finisce qua, c'è un altro particolare importante che la consulenza ha incrociato dal punto di vista informatico, e solo l'informatica ci poteva portare a stabilire, diciamo, questa forma di sinapsi investigativa, diciamo, del dato. Il Profeta Giuseppe risulta intestatario di una autovettura BMW 318 di colore nero, cerco l'appunto, esatto. Quindi inquadriamo l'argomento BMW. Il 26 settembre del 1995, alle ore 18:40 circa, nei pressi di via Enrico Fermi di Palermo, come io ho avuto modo di rilevare consultando l'archivio informatico del Ministero dell'Interno, cui sono stato espressamente richiesto dal pubblico ministero, al fine appunto di collazionare e riscontrare gli eventi investigativi correlati ai contatti telefonici eseguiti, Di Grusa Enrico viene controllato mentre si trova alla guida dell'autovettura BMW 318 di colore nero targata LE 69 24 56 con a bordo Maniscalco Salvatore, nato a Palermo l'1468, ivi residente in via San Raffaele Arcangelo. Da dire che Maniscalco Salvatore è risultato intestatario delle utenze 0368 330 55 407, 0368 36 88 370, con le quali si rilevano contatti con le utenze di Grusa Enrico intestate a lui e intestate a Di Grusa Giuseppe, intestate a Garda Gaspare, come emerge dalla consulenza. Quindi il dato è, diciamo, individualizzante anche sotto questo profilo del bacino dei contatti telefonici del Di Grusa. Il dato che riguarda l'autovettura invece è dato dal fatto che l'autovettura risultava dapprima intestata a Profeta Giuseppe, nato a Palermo il 20 marzo 56, risultato intestatario dell'utenza che risulta appunto chiamata dal Sartori non appena giunto a Palermo. Quindi Sartori praticamente chiama l'utenza del Profeta. Noi non siamo in condizioni, non avendo acquisito il traffico del Profeta, di dimostrare che il cellulare fosse in uso al Di Grusa, ma certo è che il suo cellulare ha avuto numerosissimi contatti con le utenze del Di Grusa, certo è che l'intestatario del cellulare è l'intestatario dell'autovettura BMW 318, che poi risulterà utilizzata anche per quelli che sono gli spostamenti del Di Grusa per andare a trovare il suocero Vittorio Mangano al carcere di Pisa, al carcere di Pianosa, e risulterà quindi anche
per quanto riguarda la possibilità che il Sartori abbia fatto riferimento allo stesso profeta o al di Grusa nel momento in cui è arrivato a Palermo. Questo è il dato, diciamo, che riguarda più direttamente l'evento del 6 aprile 1995, prossimo alla cattura, diciamo, immediatamente successivo alla cattura di Vittorio Manga. Altro elemento che è stato rilevato al riscontro di altri dati acquisiti dall'ufficio che risultavano da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ovviamente sui quali io non posso riferire, dimostra lo spostamento di Sartori Natale nelle festività natalizie del 1994 in Sicilia e in particolare nei pressi di Cinisi e Carini, dove Vittorio Mangano aveva una residenza secondaria. A riprova della dichiarata utilizzazione dell'utenza 0337 32 47 16 da parte di Sartori Natale, va detto che l'utenza risulta spostatasi in Sicilia in percorso via terra, quindi si è spostata in prossimità delle festività natalizie del 1994-95 e risulta in contatto col Mangano con utenze comuni, dimora presso la residenza di Cinisi Villa Grazia proprio nei giorni di 25 dicembre 94 e 1 gennaio 95 e rientra a Milano con percorso viario terrestre lungo la dorsale autostradale tirrenica. Infatti il 21 dicembre l'utenza è a Milano e chiama le varie società, Meridiana Società Cooperative, viene chiamata dal porto di cui accennavo prima, mentre ancora si trova a Milano. Se ci può dire il periodo, diciamo, sì, ricavabile da questo? Sì, il 21 dicembre è ancora a Milano, il 22 è ancora a Milano, il 22 lo chiama il cellulare di Mangano Vittorio, chiama la Polisystem e Mangano Vittorio è a Palermo, il 23 dicembre l'utenza è già ad Erice e chiama il cellulare di Mangano Vittorio, il 23 chiama tale Viscuso Concetta di Settala, Milano, utenza sulla quale convergono le stesse chiamate dello stesso bacino di utenze degli stessi soggetti facenti capo a Sartori, il 23 diverse chiamate con Polisystem, il 23 viene chiamato dal cellulare di Mangano Vittorio che si trova a Palermo ed è verosimile che lo chiamasse perché lui si era spostato ad Erice, quindi Mangano Vittorio a Palermo, il Sartori verosimilmente in gita, diciamo, ad Erice, nel Trapanese. Il 24 l'utenza fa rientro a Carini e chiama Viscuso Concetta a Milano, il 24 richiama Viscuso Concetta alle 22:27, alle 23:35 del 24 richiama Viscuso Concetta e il 25 dicembre alle ore 10:09 è a Cinisi e chiama De Santis e quindi qui c'è la conferma che il cellulare si trovava. Il 25 dicembre alle ore 11:58 viene chiamato, sia pure per breve tempo, da Carini il cellulare di Mangano. Seguono le altre chiamate del 25 da parte del cellulare di Porto, che si trova pure a Palermo, quindi si è spostato anche Porto dalla Lombardia alla Sicilia e opera nei pressi della zona di Corso Calatafimi. Poi viene chiamato dall'Euroappalti, società cooperativa responsabilizzata, seguono le ulteriori chiamate del 25 con il cellulare di Mangano Vittorio, Porto, per arrivare alle chiamate del 1 gennaio che confermano ancora una volta la presenza del cellulare di Sartori nei pressi di Carini, zona Pozzillo, Torre Ulisse, questo è il posto dove è installato il ripetitore, con le solite chiamate a Viscuso Concetta di Settala, la cui utenza fissa, se la vogliamo considerare un attimo, è la sintesi, diciamo, di tutte le utenze che hanno potuto contattare il Sartori, quindi le chiamate del 25 dicembre, la notte, il giorno, le chiamate del 1 gennaio, verosimilmente si tratta di auguri, quindi di circostanze augurali, 95, 89, 575. L'utenza di Viscuso Concetta, infatti, oltre a essere chiamata 318 volte dal cellulare della Polisystem fra il febbraio del 94 e il giugno del 95, risulta anche chiamata 28 volte dal cellulare della CISA, società a responsabilità limitata, che è una di quelle società di cui accennavo prima. Per il resto faccio un rinvio, diciamo, all'elaborato analitico che dà contezza completa, diciamo, del dettaglio delle chiamate.
Sì, un'altra cosa volevo sapere da lei, quindi fino a che giorno così per completezza? Sì, lui il giorno 3 fa rientro a Milano. Giorno 3 fa rientro a Milano. Un'altra cosa le volevo chiedere, dalle indagini è risultata l'importanza, diciamo, di due indirizzi in via Benaco 17 e via Lucania 19 a Milano. Volevo sapere se questi indirizzi sono emersi anche dall'acquisizione dei tabulati telefonici. Sì, ecco, dall'analisi dei dati di traffico rileviamo in via Benaco a Milano l'attivazione di un'utenza, lo 02 53 92 877, che è intestata alla GM Dati SAS di Maturi Gloria, via Benaco 26. Da precisare una cosa, i numeri civici che rileviamo delle utenze non sono perfettamente certi, perché a volte il numero civico risulta dichiarato all'azienda telefonica all'atto della stipula del contratto e successivamente per delle variazioni della onomastica e della toponomastica cittadina risulta cambiare, per cui un'utenza successiva potrebbe avere un numero civico vicino, prossimo al precedente per questi avvenuti mutamenti, specie nelle zone diciamo della periferia, dove sovente l'edificazione di nuovi capannoni o l'apertura di nuove uscite sulle strade pubbliche determinano appunto questa necessità di rinumerazione, quindi come tali i numeri civici vanno considerati con una certa approssimazione. Non è un dato di accertamento specifico che io ho fatto sul numero civico, ma l'ho rilevato dal dato registrato nei sistemi informativi dell'azienda telefonica. Quest'utenza risulta ad esempio contattata nell'ottobre del 98 da cellulare Polisystem di cui stiamo parlando, quello di Sartori. Poi in via Benaco 17 Milano c'è lo 02 55 21 17 36 che è il Full Time Service Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, che risulta chiamato da Cisa, che risulta chiamato da Di Grusa Enrico 14 volte addirittura dal settembre 97 al febbraio 98, dal cellulare 0337 86 35 18 e da Polisystem dall'ottobre 98 al novembre 98. Altro particolare a proposito della via Benaco, il cellulare 0336 84 09 21 intestato in uso a Di Gruso Enrico, via Solferino 5 Pantigliate, Di Gruso Enrico nato il 28/12/67 a Palermo, andando che è in contatto con Di Grusa Giuseppe, con Mangano Vittorio, decine e decine di telefonate, con Mistral, con Polisystem e con le società milanesi del Sartori e con le utenze riconducibili al Sartori e alle società milanesi, andando a guardare un ulteriore particolare del luogo dove il Di Grusa ha chiesto gli venisse recapitata la bolletta telefonica e quindi la fattura relativa a questa utenza domiciliata in via Pantigliate che risultava la sua residenza ufficiale, abbiamo accertato che la bolletta gli veniva spedita in via Benaco 17, dove, come vedremo, hanno sede appunto le società e le attività riconducibili al Sartori. Questo, oltre ai contatti telefonici, è un ulteriore elemento che accorpa, diciamo, nel bacino del Sartori e del Mangano il Di Grusa per quanto riguarda i suoi spostamenti numerosissimi a Milano e i suoi altrettanto numerosissimi contatti telefonici con le utenze rilevate. In via Benaco 27 Milano risulta la Stars Formichetti e Guidotti, che risulta avere numerosi contatti telefonici con varie utenze intestate all'immobiliare Idra. Risulta la Euro Appalti Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 0337 28 77 03, la quale risulta come domiciliazione fiscale in via del Correggio 5, come indirizzo fattura in via Benaco 17, per intenderci lo stesso indirizzo declinato dal Di Grusa, che risulta chiamare Casa Di Grusa Giuseppe a Palermo, che risulta chiamare Casa Mangano a Palermo e che risulta innumerevoli volte in contatto col cellulare della Polisystem di Sartori, solo 62 telefonate dal 10 marzo 94 al 5 giugno 96. Abbiamo la Euro Appalti Società Cooperativa a Responsabilità Limitata anche in via Benaco 17, con l'utenza 0337 29 72 00, cessata per morosità, perché questi avevano l'abitudine di non pagare poi alla fine il telefono, perché magari venivano arrestati, i telefoni sequestrati e quindi le ultime bollette non sono state pagate. Questo cellulare è in contatto con Casa Mangano Vittorio col cellulare della Polisystem. L'Italgest di via Benaco 17, a cui subentra la Univer SPA,
anche questa chiama Casa Mangano Vittorio, l'utenza è lo 0337 31 92 68, a titolo esemplificativo si vede la chiamata del 31 ottobre 92 per esempio, quindi anche per datare in un periodo assai precedente, posto che in questa indagine siamo riusciti ad acquisire i dati dal 1990. Una precisazione che vale per tutto quello che io ho detto e per quello che dirò: i dati acquisiti riguardano solo le chiamate generate da utenze radiomobili verso utenze di telefonia di base e non già le chiamate delle utenze di telefonia di base verso le utenze radiomobili, perché all'epoca non venivano censite. Nelle acquisizioni non risultano nemmeno le chiamate provenienti da cellulare Omnitel che dal 1995 hanno operato sulla rete GSM, posto che la Omnitel per le chiamate indirette eseguite dai propri cellulari fornisce gli ultimi 3 mesi e non già il traffico pregresso. Eppure l'indagine ha dimostrato che sia il Di Grusa, sia il Sartori, sia gli altri, nella fase successiva al 95, in particolare nel 96 e nel 97, hanno fatto largo uso di utenze cellulari Omnitel, delle quali ovviamente non siamo in condizione di fornire i dati di traffico. Altro indirizzo è via Lucania. Via Lucania perché in via Lucania 19 c'è la CFP, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con numero 02 55 21 10 105, che risulta in contatto col cellulare di Bruno Antonino 0338 61 04 676, che risulta in contatto col cellulare di Grusa Giuseppe 0360 29 03 64, che risulta in contatto col cellulare 0336 47 51 34 della Mistral e che risulta innumerevoli volte in contatto, 36 telefonate tra il 25 marzo del 94 e il 20 dicembre 96, col cellulare della Polisystem di Sartori 0337 32 47 16. Sempre in via Lucania c'è un garage, il Super Garage Maal, c'era per la verità perché adesso l'utenza non c'è più da diversi anni, che aveva il numero 02 57 40 92 03. Questo stesso numero del garage risulta chiamato con un cellulare riconducibile a Dell'Utri Marcello, che è lo 0337 27 94 13, intestato a Publitalia 80 SRL, in data 11 luglio 91. A proposito del garage di via Lucania, va detto che in occasione del contatto dell'utenza Publitalia 80 del 1991, l'utenza Publitalia 80 riconducibile a Dell'Utri si sposta dal Piemonte alla Lombardia, contestualmente a questa chiamata, e raggiunge quindi la città di Milano in orario immediatamente successivo alla chiamata, intorno alle ore 15:30. Bisogna guardare le chiamate precedenti e successive a questa chiamata, quindi dall'elaborazione dei dati di traffico del cellulare 0337 27 94 13 per contestualizzare, diciamo, la telefonata e la verosimile, diciamo, motivazione che ha sottinteso a questo unico contatto con questo garage di via Lucania numero 27. La conversazione ha avuto la durata di 98 secondi. Senta, passando a un'altra, cioè è sempre la stessa indagine, però ad altro fatto. Volevo sapere se, in relazione sempre alle dichiarazioni rese al collaboratore della Piana Vincenzo, se sono stati riscontrati dei contatti con tale avvocato Crasta di Roma e se in particolare sono risultati contatti di questo avvocato Crasta con altri soggetti aventi rilevanza investigativa nel fascicolo in cui sono state fatte queste indagini, cioè 52, 22, 96. Allora, per quanto riguarda i contatti con l'avvocato Crasta, posso? Sì, prego. Sono state individuate alcune utenze riconducibili all'avvocato Crasta, in particolare lo 06 61 56 12 46, intestato a Collalti Maria, via Selva Candida 274 Roma, che presenta contatti con 2 utenze cellulari di Alberti Maria, lo 0360 86 70 03, lo 0360 86 71 72, e col famoso cellulare di
D'Amico Saverio 0336 61 26 14, che abbiamo dimostrato essere stato nella disponibilità, sia pure occasionale, ma ripetuta, di La Piana. Dottor Genchi, può indicarci soltanto l'inizio e la fine, diciamo, di questi contatti, anche il numero Sì. dei contatti, poi per I contatti vanno con quest'utenza dal 27 giugno del 1995, 27 giugno 95, quindi siamo qualche mese dopo la cattura di Mangano, il 28 giugno 95, il 30 agosto e il 18 ottobre del 95, con l'utenza di D'Amico Saverio. Da precisare che il 27 giugno del 95 l'utenza Collalti, quindi l'utenza dell'abitazione dell'avvocato, che dovrebbe essere la moglie, viene chiamata dal cellulare D'Amico, per intenderci La Piana, da Milano, e il 28 giugno viene chiamata da Viterbo, quindi c'è uno spostamento del cellulare D'Amico La Piana, per intenderci, da Milano a Viterbo e in località proprio prossima a dove si trova installata l'utenza, quindi verosimilmente questa conversazione coincide con uno spostamento, quindi fisico, del soggetto che ha fatto la telefonata in direzione dell'utenza per raggiungere, diciamo, l'usuario dell'utenza. Mentre il 30 agosto il cellulare si trova in località Scandicci, Dupre, quindi zona, diciamo, toscana. E il 18 ottobre del 95 si trova a Salerno, quindi sta viaggiando. Altra utenza riconducibile a Crasta è l'utenza 069905 intestata a Crasta Marco, che risulta chiamata il 3 agosto 95 dal cellulare di D'Amico Saverio e che risulta chiamata il 2 agosto 95 dal cellulare di Alberti Maria, quindi verosimilmente sia il D'Amico che il La Piana viaggiavano assieme e si stavano spostando appunto per raggiungere l'avvocato Crasta, tanto che le chiamate risultano eseguite, quelle del 3 agosto, da Caserta alle ore 12:11, alle 13:17 Roma Ciampino, alle 14:07 zona Roma Ladispoli, quindi abbiamo proprio lo spostamento del cellulare che dalla Sicilia raggiunge il Lazio, ed è confermato dal contestuale spostamento dell'ulteriore cellulare 0360 86 70 03 di Alberti Maria. Questo per sintetizzare, diciamo, gli spostamenti e i contatti con Collalti, che sono ulteriori con l'utenza 0360 86 71 72 che chiama l'utenza di Collalti Maria il 28 luglio del 1995, in questo caso si trova a Fiorano, e il 28 luglio si sposta anche qui da Fiorano a Roma, zona Invoialatella, Iritel Orio Romano 250, il punto dove risulta installato il ripetitore interessato in occasione di questo contatto telefonico. Io vado molto velocemente, quindi do per scontate una serie di preamboli che riguardano appunto le modali e le tipologie, diciamo, di utilizzazione dell'utenza cellulare per quanto riguarda l'impegno delle stazioni radiobase in coincidenza delle chiamate eseguite o ricevute. che si possono poi apprendere dal contenuto Esatto. della consulenza. E l'elaborazione li riportano per tutte le chiamate. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere, relativamente anche alle dichiarazioni della Piana, se risultano dei contatti tra l'avvocato Crasta e l'allora imprenditore dell'Utri. No, assolutamente. Abbiamo fatto un'attenta verifica sotto questo profilo e abbiamo anche acquisito i dati di traffico di Crasta, di Collalti, l'utenza dell'abitazione, abbiamo elaborato anche il traffico Telecom, quindi caricato manualmente, abbiamo verificato in tutti i modi, e delle utenze che abbiamo rilevato in uso all'avvocato Crasta, nessuna utenza risultava essere contattata da dell'Utri, nemmeno dalle utenze riconducibili anche sotto un profilo di non perfetta e non continua utilizzazione da parte del dell'Utri, quindi non c'è nessun rapporto, ecco, tra Dell'Utri Marcello e l'avvocato Crasta. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere, relativamente lei ha parlato spesso di un'utenza intestata da D'Amico Saverio. Sì. Io volevo sapere se questo D'Amico Saverio, di cui pure ha parlato la Piana, è in qualche modo imparentato con D'Amico Domenico, di cui più volte ha parlato la Piana. Sì, è il fratello. Risulta in qualche modo intestatario delle utenze in questione? Sì, risultano, al di là delle cose che ha detto la Piana, sulle quali, come dicevo, io non posso riferire, risultano contatti del cellulare del D'Amico e delle utenze del D'Amico con altre utenze intestate
D'Amico Domenico. Adesso do le generalità e do anche via, ad esempio, vediamo quest'utenza, questa è una delle utenze intestate a D'Amico Domenico, che è l'8 marzo 50, D'Amico Domenico, nato a Palermo 8 marzo 50, che ha anche lui intestatario di varie utenze telefoniche, mentre il D'Amico Savelli avevamo visto che è nato il 7 giugno del 1956, quindi Domenico è più grande di Savelli. Sì. Sì, e c'è proprio un passaggio anche di cellulari, tra Saverio D'Amico e D'Amico Domenico. Io non so quello che può interessare, però noi abbiamo acquisito e sviluppato tutto il contesto dei cellulari di D'Amico al fine di dimostrare che questo cellulare del D'Amico è stato in parte utilizzato dalla Piana, mentre altre utenze del D'Amico non sono utilizzate dalla Piana, ma sono utilizzate dal D'Amico, che svolge attività imprenditoriale di costruttore edile. Sotto questo profilo abbiamo anche riscontrato contatti del D'Amico con il cellulare di Seidita, contatti che vanno a trovare la giustificazione. Stiamo parlando dell'imprenditore? Sì, dell'imprenditore edile Seidita, mi pare soggetto sottoposto a indagini per 416 bis, che eseguiva, diciamo, dei lavori edili di cui alcuni subappalti venivano poi eseguiti D'Amico. Quindi il dato del riscontro telefonico che io posso fornire è che ci sono contatti telefonici anche fra le utenze D'Amico e le utenze Seidita. Un'altra cosa che dispensando il tribunale da leggere, diciamo, i contatti del Seidita, che sono comunque riportati nelle consulenze. Un'altra cosa che le volevo chiedere, sempre sulle dichiarazioni rese dalla Piana, è se relativamente al Di Grusa Enrico è stata riscontrata l'utilizzazione di un notevole numero, diciamo così, che già è emerso un po' da quello che lei ha detto, comunque, di un notevole numero di utenze telefoniche, specialmente dopo il dovrebbe essere aprile 1995, cioè dopo l'arresto dopo l'arresto del Magno. Sì, Di Grusa fa uso di, sia anche prima per la verità, di diverse utenze telefoniche, numerosissime utenze telefoniche. Noi in parte le abbiamo acquisite e sviluppate, in parte le abbiamo individuate nel corso delle indagini e non è stata più possibile la sua acquisizione perché erano trascorsi 5 anni, diciamo, dalla data in cui i contatti telefonici venivano rilevati. Di un cellulare in particolar modo, lo 0360 89 20 40, sono in corso delle intese con la direzione investigativa antimafia di Milano, che l'aveva acquisito nell'ambito di quel procedimento, posto che quel cellulare presenta delle connotazioni importantissime per le indagini di questo procedimento, e quindi attendiamo di acquisire il dato già acquisito da altro ufficio investigativo per poterne eventualmente approfondire gli ulteriori elementi oltre a quello trattati. Perché questo? Perché questo cellulare in particolar modo, mentre gli altri cellulari noi rileviamo che col numero seriale vengono in vario modo attivati con altre utenze e altri cellulari di tipo GSM vengono utilizzati con altre schede, quindi materialmente c'è un cambio delle schede, una distruzione magari delle schede o una dismissione delle schede e l'utilizzazione di altre schede non intestate ovviamente allo stesso soggetto, alcune intestate, altre non intestate. Questo cellulare invece risulta sparito, risulta distrutto, non più utilizzato il 15 ottobre del 1996, e anche questo nell'economia dell'indagine è un elemento era uno dei importante. Questo cellulare presenta, diciamo, delle caratteristiche importanti perché riscontra integralmente gli spostamenti di Grusa Giuseppe sulla base degli accertamenti eseguiti in relazione ai colloqui in carcere con Mangano Vittorio. In particolare l'utenza 0368 92 02 40, o perché spostatasi dalla Sicilia, questo noi lo rileviamo dai dati indiretti, cioè lo rileviamo in quanto quest'utenza ha chiamato altre utenze che noi abbiamo acquisito, quindi ancora noi non abbiamo il tabulato integrale di quest'utenza, che speriamo di avere nel più breve tempo. Però già da quello che risulta dai dati indiretti, cioè dalle chiamate pervenute all'abitazione del Di Grusa, dai dati pervenuti alle utenze della Piana, oltre a dimostrare e riscontrare pienamente i rapporti di Grusa-La Piana,
e gli spostamenti comuni e contestuali di Grusa e di La Piana in varie parti del territorio nazionale, tra cui Milano, come rileviamo anche dalle altre utenze della Piana di cui abbiamo parlato, che per brevità do per scontato per quanto detto in relazione a quegli spostamenti che avevamo a Milano, proprio in relazione ai colloqui con i due Gerlando Alberti da parte della Piana. L'utenza del Di Grusa, dicevo, è riscontrato che fosse in uso allo stesso Di Grusa Enrico, al di là delle indagini fatte da Milano di cui ancora non abbiamo contezza, in quanto dai dati indiretti risulta a Pisa il 5 gennaio del 1996, allorché Di Grusa Enrico va a trovare Mangano alla struttura detentiva di Pisa. L'1 febbraio 96, allorché Di Grusa Enrico va a trovare Mangano a Pisa. Il 9 marzo 96, quando Di Grusa va a trovare Mangano al carcere di Pianosa. L'8 maggio 96, allorché Di Grusa Enrico va a trovare Mangano a Pianosa. Il 25 settembre 96, allorché Di Grusa va a trovare Mangano a Pianosa, e anche in questo caso, ripeto, o spostandosi dalla Sicilia verso Pianosa e poi verso Milano, o spostandosi dalla Sicilia e raggiungendo Milano e poi raggiungendo Pisa o Pianosa. E quindi quando l'utenza il 27 giugno del 95 chiama l'utenza di D'Amico Saverio da Milano, chiama Collalti Maria, quindi abbiamo anche qui da questo dato sommato, diciamo, la presenza di Grusa a Milano e di La Piana a Milano, che chiama Collalti Maria e poi la raggiunge a Roma da Milano il 27 giugno del 1995. Quindi si attende, diciamo, lo sviluppo integrale di questo cellulare per rilevarne gli ulteriori rapporti. Dai dati indiretti possiamo sintetizzare, e questo è utile che lo si faccia, quali sono i dati complessivi di questo cellulare. 0368 92 20 40 92 02 40 riferito. Allora, l'utenza 0368 92 02 40, intestata a Di Grusa Giuseppe, 20 agosto 93, via Lipari 5 Palermo, utenza di tipo Family, attivata il 4/12/95 con riferimento all'utenza di telefonia di base, perché l'utenza Family doveva avere un riferimento obbligatorio a un'utenza terrestre, un'utenza di telefonia di base 091 40 61 84, che è l'utenza di casa di Grusa intestata al padre. E c'è stato, come dicevamo, il 15 ottobre 95, presenta 138 conversazioni fra il 4 dicembre 95 e il 7 ottobre 96 col cellulare di Mangano Vittorio, che è lo 0360 29 11 59. 142 conversazioni fra il 6 dicembre 95 e il 12 ottobre 95 con lo 091 40 69 08, che è l'abitazione di Mangano Vittorio, di cui ovviamente non disponiamo del traffico reciproco in uscita dall'utenza verso il cellulare. 116 conversazioni dal 10 dicembre 95 al 15 ottobre 96 con l'utenza 0360 29 03 64 intestata a Di Grusa Giuseppe. 5 conversazioni con lo 02 55 21 10 105 della CFP, Società Cooperativa Responsabilità Limitata, per intenderci Sartori e Company Milano. 14 conversazioni tra il 4 dicembre 95 e il 31 maggio 95 con Cangemi Giuseppa, 0330 96 66 23, altra utenza del bacino di Grusa. 49 conversazioni dall'8 marzo 96 al 10 ottobre 96 con lo 0336 47 51 34, Mistral, Società Cooperativa Responsabilità Limitata di Milano, altra società del bacino Sartori e Company. 6 contatti con la Polisystem, 0337 32 47 16, anche questi nel periodo agosto 96-ottobre 96. 21 conversazioni dal gennaio 96 al febbraio 96 col cellulare 0338 61 04 676 di Bruno Antonino. Una conversazione con un'utenza 0347 33 22 518 intestata a Mannino Giuseppe, e che noi abbiamo acquisito in quanto un'utenza che è riferibile al Di Grusa. 16 conversazioni dal 9 dicembre 95 al 23 gennaio 96 con lo 0360 86 70 03 intestato Alberti Maria, che altro non è che l'utenza in uso alla Piana. 50 conversazioni dal 7/12/95 al 10 ottobre 96 con lo 091 40 61 84, che è l'abitazione di Grusa Giuseppe, quindi dello stesso Di Grusa Enrico padre. 49 contatti telefonici
col cellulare 0360 40 78 62 intestato a Burcafusca Salvatore, di cui si sa benissimo chi è, dal 5 dicembre 95 al 9 maggio 96. Questo, ripeto, è il dato indiretto, cioè dall'acquisizione e dall'elaborazione delle utenze che ho testé riferito, noi abbiamo rilevato questi dati dell'utenza del Digrusa. Quando avremo il tabulato potremo vedere gli altri dati, gli altri spostamenti. Chiederemo la sua audizione poi su questo tabulato che perverrà da Milano. Un'altra cosa, l'esercizio del legittimo diritto del pubblico ministero non polemizzate per io voi, stavo scherzando, Presidente. E allora, un'altra cosa le volevo dire, volevo sapere da lei se risultano in qualche modo contatti o comunque connessioni tra Gullotti Giuseppe, di cui ha parlato in questo procedimento il collaboratore Avola, Cattafi Rosario, e soggetti in qualche modo appartenenti al circuito dell'onorevole Dell'Utri. Mi scusi, il processo... Presidente, sono state riferite già queste cose dalla DIA di Roma, devo dire, però in questo caso ci sono degli aggiornamenti interessanti e quindi vorremmo... Il processo comunque è a carico del dottor Marcello Dell'Utri. Fino ad oggi abbiamo svolto un'udienza in cui il dottor Marcello Dell'Utri credo sia estraneo, che dobbiamo preoccuparci anche degli eventuali contatti fra terzi soggetti e persone, non ho ben compreso la dizione, gravitanti nell'area del dottor Marcello Dell'Utri. Questo credo che sia veramente un eccesso. Quindi, penso che sarebbe il caso di ascoltare la risposta e poi verificare se si tratta, cioè è una questione di fatto, non una questione su cui opporsi secondo me, poi chiaramente la difesa può fare ciò che vuole. Prego. Noi finora abbiamo pazientemente subito questa elencazione interminabile e sfiancante di dati. L'apprezzamento nostro non conta se siano utili o no. Il fatto è certo che quando si rivolge una domanda per sapere se ci siano coinvolgimenti di persone gravitanti nell'orbita di un soggetto quale che esso sia, io credo che la domanda è di tale genericità e di tale inapprezzabilità per cui demandiamo al test di scoprire chi sono i soggetti gravitanti nell'orbita, come se il test avesse Posso modificare la domanda? Questo potere del radar che riesce in condizioni, a questo punto a seguito di numeri, di scoprire, individuare e nello stesso tempo riferire di soggetti gravitanti nell'orbita. Gravitanti può essere il verdumaio, può essere il lattaio, può essere il parente. Vediamo se il professore riesce. Sì, e allora gravitanti intendo dire persone entrate in contatto telefonico diretto con Dell'Utri Marcello per quello che risulta chiaramente agli atti o esistenti nelle agende sequestrate che sono state acquisite dal Tribunale, quindi dati oggettivi che non mi pare che siano... Va bene, ho capito. La domanda poi il Tribunale valuterà l'urgenza della stessa. Prego, corrisponde. Sì. Allora, il dato è questo. C'è un'utenza telefonica, lo 0337 88 67 30, che noi rileviamo dall'acquisizione del traffico entrante sul centralino in selezione passante Fininvest. Poi se necessario spiegherò perché abbiamo fatto questo tipo di acquisizione. Cioè noi, visto che le utenze erano numerose e non si riusciva a avere un quadro preciso, posto che i contatti risultavano in varie occasioni dissimulate perché i contatti non venivano utilizzati direttamente i cellulari intestati o propriamente e precipuamente utilizzati dal medesimo soggetto, si è fatta questa indagine sulla selezione passante Fininvest in modo da verificare tutto ciò che fosse entrato da parte di utenze cellulari nella selezione passante Fininvest, e in questo modo abbiamo potuto rilevare le utenze di Sartori, per esempio, che chiamavano Casa Dell'Utri, altre utenze della selezione passante Fininvest, che in altro modo non si sarebbe potuto rilevare, posto che quelle utenze sono inintercettabili dal punto di vista tecnico, non potevano essere sottoposte a documentazione dei dati di traffico e come tali, perché erano appunto delle selezioni passanti, e come tali quindi potevano sfuggire liberamente a un controllo, una verifica cautelativa e preventiva da parte dell'imputato circa la loro utilizzazione. Questo cellulare 0337 29 28 67 presenta delle caratteristiche particolari. Infatti viene attivato il 28 gennaio del 94 a nome della Sanovit SRL di via Mascagni 21, che è la società riconducibile a Cattafi Rosario ed è il cellulare utilizzato da Cattafi Rosario, come risulta da questa e da altre attività di indagine che mi è stata ostesa nell'esercizio di questa attività di consulenza, nello svolgimento di questa consulenza, che
che immediatamente dopo viene intestato alla Mediolanum Assicurazioni SPA, via Paleocapa Pietro, Milano, e che presenta 62 conversazioni telefoniche tra il giugno del 95 e il febbraio 98 con diverse utenze della selezione passante Fininvest, che a sua volta risultano contattate numerose volte dai cellulari di Dell'Utri, di Berlusconi, di altri soggetti della Fininvest, anche soggetti diciamo appartenenti al bacino parentale di soggetti in vario modo collegati alla Fininvest, tipo la Malfa Maria Pia, moglie di Dell'Utri Alberto, che contattano le stesse utenze della selezione passante Fininvest contattate col cellulare Mediolanum, già cellulare, quindi stesso numero, della Sanovit SRL di Cattafi Rosario. Questo è il dato della consulenza. Poi dall'aspetto diciamo della utilizzazione investigativa e del riscontro con gli altri atti di indagine ovviamente è compito che non mi riguarda. Per quanto mi riguarda, io ho accertato anche in indagini collegate per conto della direzione distrettuale antimafia di Messina che questo cellulare che mi veniva dato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo come in uso al Cattafi era effettivamente in uso a Cattafi Rosario, quindi non c'è solo l'attività eseguita per conto di Palermo, ma ci sono altre risultanze emergenti da altri procedimenti penali di cui io sono a conoscenza e come tale ho il dovere giuridico di riferire al Tribunale. Senta, passiamo a un'altra consulenza che lei ha svolto per conto della Procura di Palermo, che riguarda invece il numero 0336 72 0689 dell'allora senatore Vincenzo Garraffa. Se può dirci in primo luogo quando viene attivato questo numero telefonico, perché è importante in relazione ai fatti che abbiamo esaminato anche in questo procedimento, e fino a quando sono stati acquisiti i dati. Ecco, questo cellulare viene attivato il 22 maggio del 1992 e noi abbiamo acquisito i dati di traffico fino al 9 luglio del 1997, posto che il 14 luglio del 1997 l'utenza risulta cessata. Viene attivata a nome da Garraffa, senatore Vincenzo, Palazzo Madama, Roma 00186. L'indirizzo della fattura è via Fardellis 9100 Trapani. Garraffa è nato a Potenza il 29 febbraio del 1944. Questo cellulare presenta, col bacino delle utenze prese in considerazione nell'ambito di questa indagine e delle indagini collegate. Scusi, Ripeto, il numero del cellulare o il numero dell'ufficio del Senato? No, il numero del cellulare. 0337 6720 689. E risulta in contatto con De Luca Stefano 0337 77 30 52, con Dell'Utri Alberto 06 85 59 700, 39 chiamate, ovviamente le chiamate sono tutte in uscita dal cellulare, fra il dicembre 92 e il settembre 96, con lo 0333 71 40 08 Dell'Utri Alberto, con altra utenza di Dell'Utri Alberto, con la Malfa Maria Pia 0336 72 3202 via Guida d'Arezzo Roma, 389 conversazioni che vanno dal 15 dicembre del 1992 al 16 gennaio del 97 per una durata complessiva di 18 ore e 1 minuto, quindi conversazioni numerose e molto lunghe. È possibile nell'ambito diciamo, di queste 389 telefonate di cui abbiamo parlato distinguere un periodo, nel senso, cioè fino a quando le conversazioni, possiamo dire con certezza perché i risultati tabulati sono quasi giornaliere? Sì, pagina 4 dell'elaborato di sintesi che all'uopo ho redatto, sono giornaliere sicuramente dicembre, gennaio, quindi 93, perché abbiamo dunque 15 dicembre, 28, 16 gennaio, 12 gennaio, 13 gennaio, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, poi è significativo come alcune conversazioni hanno una durata di soli pochi secondi, immediatamente dopo altre conversazioni invece hanno una durata elevata. Questo nell'analisi dei dati di traffico ha una sua significatività. 11 febbraio, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 1 marzo, quindi febbraio, marzo 93 continuano a ripetizione, 30 marzo 93,
quindi Fino al aprile. giugno del 93 lo possiamo dire così per Sì. per Fino al giugno del 93 sono un tantam, poi vanno a diradarsi, in particolare per esempio dal 93 il 23 dicembre si interrompono e riprendono, il 23 dicembre del 93 si interrompono e riprendono il 2 febbraio del 95, quindi c'è un grosso lasso di tempo, poi c'è una leggera ripresa, poi maggio-giugno 96 c'è un riavvicinamento, settembre, ottobre, novembre, dicembre 96 si rintensificano ma non con... di prima. Una cosa, Comunque il questo pensa- dettaglio c'è le singole conversazioni, la durata e anche la posizione fisica dei due cellulari dove si trovavano l'uno e l'altro nel momento della chiamata. Questa utenza della signora Lamalfa Maria Pia risulta contattata da quali utenze? Se ci può dire in particolare se risulta contattata anche dalle utenze di Dell'Utri Marcello e in che periodo? Sì, E questa sarà poi una questione di... anche questo è un criterio anche questo è un criterio individualizzante delle utenze utilizzate da Dell'Utri Marcello, quelle di pronto di considerare i contatti con le utenze dei prossimi congiunti. Allora, risulta in contatto con cellulari Albacom, con cellulare Bevilacqua da Salvatore di cui parleremo dopo, è un cellulare coperto, diciamo, non intestato al Dell'Utri, che Dell'Utri ha utilizzato in vicende che costituiscono oggetto di indagini da me seguite, De Luca Stefano, Dell'Utri Alberto, Dell'Utri Dottor Giuseppe, Dell'Utri Roberto, Dell'Utri Giuseppe, Dell'Utri Alberto e Dell'Utri Marcello, residenza Sagittario Segrate, Dell'Utri Marcello, residenza Sagittario Segrate, Dell'Utri Marcello, Sala Comicina dell'abitazione di Sala Comicina Como, il solito numero, selezione passante Fininvest in uso Dell'Utri Marcello, vedi agende Berruti, vedi agende Orsini, Domenico Napoleone. Poi risulta in contatto con Publitario 80, risulta anche in contatto con Orsini, Domenico Napoleone, la signora Maria Pia e la signora Lamalfa. Publitario 80, Ratti Miranda, che è la moglie di Dell'Utri, quindi sono 24 chiamate, e Tempesta Stefano, altro soggetto, diciamo, che rientra in un'indagine collegata, che a sua volta è in contatto con Garraffa ed è in contatto con Dell'Utri. Perché sono numerose anche, oltre i due cellulari, vale a dire che noi stiamo prendendo in considerazione il cellulare Lamalfa Maria Pia e il cellulare Garraffa. Garraffa ha utilizzato anche altre utenze che risultano contattate al cellulare di Lamalfa Maria Pia e dalle utenze di Garraffa, quindi la totalità dei contatti intercorsi fra i due soggetti non è quella che ho elencata, ma è assai più numerosa perché è riferita anche a utenze fisse che risultano chiamate dallo stesso cellulare della Lamalfa Maria Pia che noi in questo momento non stiamo prendendo in considerazione. Senta, un'altra cosa la volevo chiedere, se avete verificato anche, cioè se da questa consulenza è risultato anche il cellulare di Rapisarda Filippo Alberto, o comunque Rapisarda Filippo, e via Chiaravalle 7. Sì, Rapisarda ovviamente è un imprenditore, quindi risulta intestatario di varie società che risultano a sua volta intestatarie di varie utenze telefoniche. Io mi limiterò a riferire delle utenze intestate esclusivamente a Rapisarda Filippo, quindi sulle quali non ci sono dubbi che si tratti del soggetto in questione. Un attimo, utenze cellulari. Sì. Allora, lo 0337 28 55 66, attivato il 16 novembre 90 e cessato il 31 ottobre del 1996, che risulta con 33 conversazioni in contatto con Garraffa fra il gennaio 93 e il maggio 93, con Dell'Utri Marcello dal 18 novembre 90 al 29 aprile 94 allo 02 26 40 668, quindi un'utenza sua con 56 telefonate, con Dell'Utri Alberto allo 0333 71 40 08,
Con la Malfa Maria Pia, che è il cellulare di cui mi ha chiesto il pubblico ministero, lo 0336 72 3202, 152 conversazioni fra il 14 novembre 92 e il 14 dicembre 94. Ripeto, per precisione, noi non abbiamo acquisito i dati di Rapisarba, questi dati vengono dalle acquisizioni che sto elencando. Con lo 0337 27 24 59 di De Luigi Marcello, 5 conversazioni dal 18 aprile 94 al 22 aprile 94. Con lo 0337 27 92 91 in uso a De Luigi Marcello, 24 conversazioni tra il 19 ottobre 91 e l'8 febbraio 93. Con lo 0337 29 86 56 intestata a Ratti Miranda, una conversazione il 27 marzo 94. Con lo 0337 72 71 34 intestato a De Luigi Alberto dall'11 marzo 91 al 20 febbraio 95. Con lo 0344 56 254, che è l'abitazione di De Luigi Marcello a Sala Comacina, via Salice Cesare, 17 conversazioni fra il marzo 91 e il febbraio del 95, mi correggo, fra il 5 marzo 94 e il 25 aprile 94, ripeto, si tratta solo del traffico in entrata e non di quello in uscita non disponibile. Con un'utenza 06 36 17 16 59 della Albacom, 7 marzo 91. Il 7 marzo 91 al 27 febbraio 94 con lo 06 85 79 38 intestato a De Luigi Alberto. 49 conversazioni. Fra il 6 dicembre 90 e il 19 gennaio 95 230 conversazioni con lo 06 85 59 700 intestato a De Luigi Alberto e installato in via Guida d'Arezzo 28 Roma. Poi delle conversazioni in entrata sul cellulare in selezione passante della Fininvest, 166 contatti con il cellulare di Stefano De Luca e ulteriori conversazioni col cellulare Fininvest. L'altra utenza di Rapisarba Filippo Alberto, nato a Sommatino il 14/11/31, è lo 0336 34 39 43, attivata il 22 luglio 93 e cessata il 20 febbraio del 1996, che presenta 20 contatti con l'abitazione di De Luigi 0226 o col numero di De Luigi 0226 40 668, con la Malfa Maria Pia, con De Luigi Marcello, con De Luigi Alberto, De Luca Stefano, De Luigi Alberto, Fininvest Servizi, eccetera, come nel dettaglio che adesso consegnerò. Senta, un'altra cosa le volevo dire. Questo per limitarci solo a 2 utenze di Rapisarba, che ne aveva molte altre comunque. In relazione al numero della Albacom di cui lei ha riferito, credo che sia uno 06 36 17 11, sì. Volevo sapere se questo è il risultato in qualche modo contattato dall'onorevole Dell'Utri, allora imprenditore. Allora, il numero 06 36 17 11 è intestato ad Albacom SPA via Dolci Carlo Roma, note Fininvest Pubblicità 80, concessionaria pubblicità via Umberto Sabba, quindi è riconducibile, diciamo, Fininvest Alba, perché anche lì c'è un migrare di utenze man mano che cambiavano le compagini sociali, quindi pagine gialle, pagine bianche, quindi cambiavano le intestazioni e quindi le partite IVA, ma le utenze rimanevano le stesse, anche per garantire la reperibilità dei soggetti, dei funzionari, e poi per esigenze fiscali e di attivazione di nuove compagini sociali venivano di volta in volta modificate le intestazioni. Quest'utenza, che rileviamo nelle agende di De Luigi Marcello dell'87 e del 92 con diverse annotazioni, risulta chiamata da vari soggetti, tra cui il Garraffa. Guardi, soltanto De Luigi Marcello. Sì, risulta chiamata Garraffa Vincenzo numerose volte. Garraffa Vincenzo la chiama il 18 marzo 93 solamente. Dell'Utri la chiama 75 volte dal 14 giugno del 90 al 20 maggio del 93, poi dal 25 gennaio 91. Ratti Miranda la chiama 6 volte dal 4 settembre 92 al 6 settembre 92 e così via, considerando che non disponiamo di quest'utenza del traffico in uscita, ma solo quello dei cellulari che abbiamo acquisito riferiti al soggetto Dell'Utri e al soggetto del loro entourage. Può dire soltanto l'orario in cui avvenne questa telefonata con il Garraffa, dal Garraffa a questo numero telefonico? Garraffa chiama l'utenza Albacom il 18 marzo 93 alle ore 15:11 minuti e la conversazione ha avuto la durata di 35 secondi. All'epoca del contatto telefonico il cellulare del Garraffa si trovava nel Lazio. Presidente, continuerà il collega sulla Sì, prego. parte della conferenza.
Senta, cambiamo argomento, credo che sia l'ultimo previsto dal capitolato, e cioè volevo chiederle quali incarichi le sono stati conferiti nell'ambito delle indagini concernenti Cirfeta Cosimo, Chiofalo Giuseppe e i rapporti degli stessi con l'onorevole Dell'Utri Marcello. Innanzitutto, qual è stato il primo incarico che le è stato conferito in questo ambito, in che data? Sì, allora, in relazione alla vicenda Cirfeta Chiofalo, l'ufficio del pubblico ministero di Palermo mi ha conferito 2 incarichi di consulenza. Uno il 21 gennaio 1999, che riguardava appunto l'elaborazione dei dati di traffico di talune utenze riconducibili a Cirfeta Cosimo, e un successivo incarico del 16 marzo 1999, che riguardava l'acquisizione e lo sviluppo di alcuni cellulari frattanto individuati che erano stati utilizzati dall'onorevole Dell'Utri per contattare tanto Cirfeta quanto Chiofalo. Sì. Allora, c'è uno ancora antecedente risalente al fine 97, riguardante quello, il telefono, l'utenza intestata a Bevilacqua Ada. Vuole riferire? Sì. Allora, l'utenza cellulare di cui stiamo parlando è l'utenza 0337 73 53 06. Quale è questa, scusi? Intestata? Quest'utenza è intestata a Bevilacqua Salvatore. No, lei mi chiede di Bevilacqua Ada. No, Bevilacqua Salvatore arriviamo dopo. Partiamo da Bevilacqua Ada. 0347 612 9740. 0347 612 97 612 9740. Allora, l'utenza è intestata a Bevilacqua Ada, via Guida Studi 24 Roma. Bevilacqua Ada risulta nata a Cosenza il 6 agosto 49, risulta attivata il 5 aprile 97 e risultava attiva fino al 22 marzo del 1999. Quest'utenza ha presentato delle particolarità, in quanto è risultata in contatto. Scusi un attimo, prima di riferire nel dettaglio, vuole riferire innanzitutto se risultano rapporti fra Bevilacqua Ada e Cirfeta Cosimo, che tipo di rapporti? Dovrebbe essere la madre. La madre di Cirfeta, la madre di Cirfeta Cosimo, Bevilacqua Ada. E in via Guido Astuti 24 c'è la residenza della signora Bevilacqua, posto che il figlio era residente altrove in carcere, no? Sì. Dall'esame di questo, dall'analisi del traffico telefonico su questa utenza cellulare, sono emersi contatti con utenze intestate o in uso all'onorevole Dell'Utri? Sì. In particolare sono emessi 2 contatti il 9 ottobre del 1997 col cellulare 0337
73 53 06, intestato a Bevilacqua Salvatore, via Albenga, Roma. Cellulare cessato. Scusi se la interrompo, che poi tutta la problematica dell'utenza di Bevilacqua Salvatore ci arriverei dopo. Se lei ricorda, comunque se le risulta, di chiamate invece relative a proprio utenze intestate alla Fininvest di Milano. 12 settembre 97, a me risulta i miei appunti. La relazione del 12 settembre La chiamata 12 settembre 96. risulta il 12 settembre del 1997 una chiamata del cellulare 0347 61 29 740 di Bevilacqua Ada al centralino Fininvest 02 21 02 selezione passante. Vuole sapere dove si trovava il cellulare? Sì, innanzitutto era chi era il chiamante e chi era il chiamato. Allora, chiamante Bevilacqua Ada, Ovviamente. sono le 12:33, Bevilacqua Ada chiama il centralino Fininvest e conversa 112 secondi col centralino Fininvest. Questa alle 12:33. 12:33. Vuole verificare se ci sono chiamate antecedenti alle 12:33? Chiedo scusa, no, c'è un errore. Se vuole No, c'è un sospendiamo errore, 5 chiedo minuti. scusa. Sì, bisogna... Presidente, possiamo sospendere Ho 5 minuti? difficoltà di... Non ho capito. Se possiamo sospendere 5 minuti per consentire al test di consultare Va bene, meglio sì. gli altri. Sì, no, anche per riposare... Sospendiamo 5 minuti, sì, d'accordo, la deposizione è già stata abbastanza lunga, sì. D'accordo, allora riprendiamo l'udienza, il procedimento penale a carico di Marcello Dell'Utri e Cina Gaetano, le parti sono costituite come in precedenza. Allora, commissario, c'è una richiesta? Sì, Presidente, considerato che abbiamo già fatto una deposizione, il test ha sostenuto già una deposizione abbastanza lunga e impegnativa, considerato poi dobbiamo ancora sentire altri tre testi detenuti, ritengo che si possa, se non c'è nulla in contrario da parte della difesa, Sì. si possa sospendere qui l'esame e rinviamo alla prossima udienza per il completamento dell'esame e il D'accordo, controesame. se le parti sono d'accordo, ora possiamo disporre in conformità alla richiesta del pubblico ministero. Quindi allora sospendiamo momentaneamente l'audizione del testa dottor Genti, che continuerà alla prossima udienza del 4 febbraio, se non vado errato, sì, 4 febbraio, ore 9, in questa stessa aula. Sì.